Ultimo giorno di scuola per l'Ascari Cefalù e Sant'Angiolese che si affrontano nell'ultimo turno, il numero 26 del campionato di promozione Girone B, una partita che siamo andati a riprendere con le immagini del nostro Pietro Piazza al comunale di Lascari e che parte con questo calcio di punizione con la palla che sorvola la traversa, tentativo da parte di Fazio, poi minuto 12, azione manovrata da parte dell'Ascari con la palla messa in mezzo per il gol dell'1-0 firmato da Davide Cangelosi, il quale sblocca la partita in favore della sua squadra. Continua ad attaccare la formazione guidata da mister Claudio Grimaudo alla ricerca di un miracolo, ovvero sia vincere e sperare che l'Aquila Bafia non vinca a sua volta. Qui altro tentativo di Cangelosi sul fondo, poi un minuto dopo se ne va Danny Mocciaro sul filo del fuorigioco, incrocia con il destro e la rete di Danny Mocciaro, 2-0 per il Lascari Cefalù. Ancora in gol il bomber della formazione giallorossa. Siamo alla mezz'ora, poi ancora attacca la squadra di casa con questa manovra sulla destra, il cross allontanato dalla difesa. Allora c'è Fazio che si coordina per la rovesciata, colpisce il palo a portiere praticamente battuto per azione che prosegue senza ulteriori sussulti. Passano 2 minuti, attacca dall'altra parte la Sant'Angiolese con questo cross messo in rete da Gianfranco Galli e la rete delle 2-1 praticamente alla prima sortita offensiva dall'inizio della partita per la squadra bianco-blu, che riduce il gap. Ricordiamo squadra bianco-blu in piena zona play-out, che qui ci prova con un tentativo da parte di Tuccio che colpisce il palo, per la palla sbatte su fiducia e si perde fuori ad un passo dal pareggio la Sant'Angiolese. Allora si scuote il Lascari Cefalù con Zangara che scatta sul filo del fuorigioco, batte il portiere ospite, firma la rete del 3-1 e si chiude così il primo tempo. Ma adesso andiamo a vedere come si apre la ripresa direttamente dalla battuta del calcio di avvio da parte dell'Ascari Cefalù, con questa palla che spiove direttamente verso l'area di rigore, poi una serie di tocchi verso l'area con il tentativo in pallonetto vincente da parte di Cangelosi, che apre alla grande la ripresa, doppietta personale, gol del 4-1 per il Lascari Cefalù, che gioca sul velluto poi però al 13° su questo cross dalla sinistra, colpo di testa di Spinella, palla che termina in rete, seconda rete del Sant'Angiolese che cerca di rimanere lì agganciata al match. Non è facile però contro l'Ascari Cefalù, che prova ad attaccare ancora, concede anche qualche spazio e qui, come stiamo per vedere sui sviluppi di un calcio d'angolo, la palla viene ancora giocata sulla destra dalla formazione ospite. Nuovo cross con la palla che spiove sul secondo palo, colpo di testa da parte di Toto e sfera che si perde fuori. Poi al minuto 70 ancora l'azione da parte degli ospiti col pallone che arriva sui piedi di Todaro, il quale colpisce il palo, secondo legno per la Sant'Angiolese, sempre più sfortunata. Attacca in massa la squadra ospite. Allora ripartenze da parte dell'Ascari, qui Fazio dopo una gran giocata tenta il pallonetto da centrocampo, palla che si perde abbondantemente fuori. 5 minuti dopo però la fuga in avanti ancora di Fazio con il tentativo a tutto col portiere che respinge. Allora ci pensa Danny Mocciaro per il 5-2 dell'Ascari, chiude a quota 26 reti in campionato il bomber dell'Ascari, che anche senza il gemello Sferruzza continua a segnare e continua ad attaccare l'Ascari, qui con Arena che viene ipnotizzato dall'estremo difensore ospite. Non vuole lasciare il campo senza l'onore delle armi la Sant'Angiolese, che qui impegna Ferreri, entrato nel secondo tempo al posto di Fiducia. Poi ancora tentativi da parte dell'Ascari Cefalù nei minuti finali, qui a 2 minuti al 90° ci prova Monaco con questo esterno che prende il giro sbagliato e termina la sua corsa a fondo campo. Poi minuto 90 ancora l'attacco con Fazio che scucchiaia verso la porta ma non la centra, e questo è l'ultimo tentativo della partita che viene vinta dall'Ascari Cefalù, il quale però chiude in anticipo la stagione senza playoff. Da Sportisir è tutto, alla prossima.